Quindi secondo te, Franco, qua ci sono delle incongruenze in questo pozzo? Quindi non hanno conservato la forma della pianta. Dove sono i conci a coda di rondine? I conci a forma di rondine. Sì. Sto seguendo praticamente tutto il perimetro. Quindi che considerazioni puoi fare su questo meraviglioso pozzo nuragico? Enorme, ma secondo te in antichità era veramente così grande o è stato allargato? Io penso che abbia due periodi. Uno più contenuto e un secondo momento è stato allargato, effettivamente, perché i conci che sono anche in giro sono molto grandi. Lì vedo anche la pietra di copertura la copertura di tutto il pozzo, così a capanna, che ricorda un po' per esempio il pozzo di Sudempiesu. Ma questo pozzo dello stesso periodo di Sudempiesu e del pozzo di Perfugas del Predio Canopoli o sembra un'opera, diciamo così, più sempre contemporanea. contemporanea? Sì, però questa secondo me ha subito delle modifiche successivamente in un secondo tempo. Ma per i nostri lettori sardi e continentali, ma secondo te a che periodo è ascrivibile questa struttura, questo tempio? Nell'età del bronzo, diciamo la media età del bronzo, non la prima, ma la seconda e l'ultima. Per cui lo possiamo classificare verso il 1000-1200 avanti Cristo. Questa è la pietra, come si può vedere da Che tipo di pietra è? la forma triangolare. Sì. È il colmo a capanna della copertura del pozzo sacro. Questa è una pietra che noi possiamo immaginare dove fatta, che copre, è il colmo del pozzo di Ottavio, che copriva la Cosa puoi dire agli scriventi, diciamo così, agli spettatori di archeologia della Sardegna per quanto riguarda Questo è questo? un monumento bellissimo che merita di essere visitato. Però bisogna guardarlo insieme a qualcuno che indichi che cosa tutto questo. Quasi abbandonati che ingannano. Ma secondo te il monumento merita di essere ristrutturato, finanziato dalla regione, dallo Stato o è uno dei tanti monumenti che possono continuare? Io direi che qua bisogna allontanare tutti quei Conci anonimi che vediamo. vediamo per esempio qui a destra che lasciando la pianta visibile, la pianta originale e tutto quello che si riesce a tenere in considerazione tenuto vicino, ma quelli che sono Anonimi e che quindi presumibilmente non fanno parte del monumento originale, anche
sommaria che niente ha a che vedere con la prima impresa, così diciamo, di costruzione del Pozzo Sacro, dove il taglio era ben lavorata, la pietra completamente liscia, che dava appunto faceva vedere questo monumento molto raffinato, che allora sì, possiamo fare Ok. il confronto vicino con l'Iperforas. Ringraziamo il professor Carta per questo contributo, ci ha parlato del Pozzo Sacro di Nulvi.